Il futuro del Napoli è stato al centro dell'editoriale di Umberto Chiariello su Radio CRC, dove ha anche parlato delle mosse di mercato del club per la prossima estate. È importante che la stagione finisca bene, in modo convincente, per non dover stravolgere completamente la squadra, perché prevedo diverse partenze l'anno prossimo e vedo ancora una certa rivoluzione. Pensa che possano restare insieme, con passione, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Spinazzola e Mazzocchi. Sono 5 difensori trentenni o più. Poi, se aggiungiamo Anguissa, Lobotka e Politano, arriviamo a 8. De Bruyne e Lukaku, anche loro trentenni, e siamo a 10. E non sto considerando Neres, che è vicino ai 30 anni, o MC Tominay, che è anche lui vicino ai 30 anni. Questa è la situazione. E c'è chi se ne va di sua spontanea volontà, come Meret. Il Napoli riuscirà a sostituire 11 giocatori? No, ovviamente no. Qualcuno potrebbe andarsene, come Olivera, ad esempio, che è destinato ad andarsene. Ma metà di questi grandi giocatori più esperti se ne andrà. Quindi, dobbiamo ricostruire ulteriormente questa squadra, ringiovanendola con giocatori forti, ammesso che alcuni di loro tornino, come Lucca, non so, Lang. Marianucci è un'opzione e tornerà sicuramente, ma poi vedremo cosa succederà con lui. Tutto è incerto. Finire bene questa stagione è estremamente importante. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie. Continua. Mi sono laureato in management dello sport, un traguardo importantissimo di cui sono molto orgoglioso. Come dico sempre, studio e cultura permettono a noi giocatori di migliorare in campo in termini di lettura e ragionamento. Sono contento di questo traguardo e credo che mi abbia aiutato molto anche in ambito sportivo. Lukaku in gol? Siamo molto contenti per Big Rom, è stato sicuramente un periodo difficile per lui. È fondamentale averlo di nuovo, non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il suo carisma e la persona che è. Speriamo che possa essere di grande aiuto. Verona-Napoli è stata difficile. Ovviamente, quando giochi in trasferta contro squadre come il Verona, come ha detto l'allenatore, non puoi che perdere. Credo che avremmo potuto fare meglio tecnicamente e tatticamente, nella circolazione di palla e nella ricerca di soluzioni più efficaci. A mio parere, il tridente offensivo del Napoli ha un grande potenziale. Preferisco sempre concentrarmi sulle persone con cui gioco piuttosto che sui giocatori. Sono 3 ottimi ragazzi, Alisson, Højlund e Vergara, con voglia di crescere e migliorare. Hanno capacità tecniche e possono sicuramente aiutarci sia ora che in futuro. Gol subiti su calcio piazzato? Credo che avremmo potuto chiudere più vicino al palo. Nella porta del Verona avremmo dovuto difendere meglio il limite dell'area. Tuttavia, in generale, credo che sui calci piazzati sia più una questione di concentrazione che di posizionamento. Difensore centrale o terzino? Devo dire che ho giocato in entrambi i ruoli nel corso degli anni e mi diverto in entrambi. Come difensore centrale, ovviamente devi marcare individualmente, cosa che apprezzo molto. Ma mi piace anche partecipare al gioco offensivo da centrocampista, andando avanti quando possibile, perché questo ti permette di giocare di più, e questo è un altro aspetto che apprezzo. De Bruyne? L'ho visto giocare molto bene, anche fisicamente, con molta energia e voglia. Speriamo che possa aiutarci come ha fatto in passato, sia con la sua abilità tecnica che, soprattutto, con il suo carisma. Napoli-Torino è una partita speciale per me, da quando abbiamo giocato a Torino. Sarà sicuramente speciale anche venerdì. È stata una parte molto importante della mia vita e sarò molto felice di rivedere tutte le persone che ho incontrato nel corso degli anni. Sarà una partita molto difficile, possono crearci molti problemi in attacco. Ci saranno molte battaglie a centrocampo, quindi dovremo essere preparati sotto questo aspetto e, con l'aiuto di Maradona, cercare di vincere la partita. Questo Napoli aspira a un futuro in cui tutti remano nella stessa direzione, dove i giocatori si impegnano al massimo e sanno cosa devono fare. Qui c'è voglia, spirito e unità. Lavoriamo per migliorare sempre e costruire il miglior Napoli possibile. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!